Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è un nuovo appuntamento con 7 in punto. Questa mattina ci dedichiamo a un argomento, crediamo, estremamente interessante, più che altro per la figura che andiamo ad inquadrare bene, perché quando si parla di ingegneri, con tutte le specializzazioni che ci sono di ingegneria, ci si perde, ci si rischia di perdere nella molteplicità di specializzazioni che può avere una persona che come qualifica ha quella di ingegnere, come qualifica e come percorso di studi. Oggi analizzeremo questa figura attraverso la testimonianza del nostro gradito ospite che andiamo a ringraziare e a salutare per essere con noi qui. Buongiorno a Pasqualino Boschetto, che è il Presidente del Consiglio Direttivo del FOIV, che è la Federazione degli Ordini dei Ingegneri del Veneto. Buongiorno a lei, Ingegnere Boschetto. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei, ha fatto bene perché in una Italia fatta di sigle, insomma, è anche un po' difficile riuscire a identificarle tutte. Comunque, praticamente voi siete la federazione che raccoglie tutti gli ordini degli ingegneri delle varie province del Veneto. Esattamente. Allora, noi la provochiamo subito. Abbiamo voluto intitolare questa puntata Costruttori dell'interesse pubblico, perché abbiamo recepito un passaggio del suo discorso in cui è diventato Presidente del Consiglio Direttivo nel quinquennio 2018-22, mi sembra. Mi coglie impreparato, ma comunque, no, vabbè, comunque nel 2018-22, settembre 2018 esattamente. Insomma, è passato un po' di tempo. Sì, sì. Almeno quello lo riconosciamo. Il costruttori, diceva allora, costruttori? Sì, dell'interesse pubblico. Cioè, è bello come lei ha voluto, diciamo, identificare proprio quello che rappresentate come ingegneri, in particolare un certo tipo di ingegnere, proprio per la figura che rappresenta anche a livello sociale, non solo professionale. Sì, sì, sì. Ecco, questo normalmente non si fa molta attenzione proprio all'interesse pubblico, cioè la professione dell'ingegnere, ma tante altre professioni, sono chiaramente professioni privatistiche, certo, ma che però hanno una uscita e una valenza quasi sempre ai vari livelli e hanno un interesse pubblico notevole, perché pensiamo a uno che progetta una qualsiasi opera civile e via dicendo, o anche un'opera anche minuscola, piccola, ma che comunque poi debba essere, si debbano svolgere attività oppure risiedere e via dicendo, ha una funzione di interesse pubblico e sociale molto importante, e questo tante volte purtroppo non viene considerato, ma dico anche di peggio, io sono uno che non... anche dalla parte nostra, voglio dire, tante volte non siamo molto consapevoli dell'importanza di questo. No, no, indubbiamente, anche perché sa, ingegnere, potremmo fare dell'umorismo molto macabro, ma potremmo dirle, lei parla di interesse pubblico in un paese dove crollano anche i ponti, magari, vabbè, purtroppo riferiti a quello che è successo a Genova. Purtroppo. Parliamo della figura dell'ingegnere anche in relazione al ruolo di interlocutori che avete con la Regione Veneto. In che senso? Cioè voi potete avere un ruolo, chiamiamolo strategico, anche nella definizione appunto anche di una pianificazione del territorio. Sì, allora una parola, una considerazione veloce sulla federazione, perché giustamente lei prima ha detto qui ci si perde con tutte queste sigle, ed è vero. Allora diciamo che per norma istituzionalmente esistono a tutt'oggi gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, delle categorie più importanti, diciamo, e sono ordini provinciali normalmente. Poi col discorso delle province a un certo punto hanno cambiato leggermente sostantivo e hanno detto ordini territoriali, in modo da, però sempre provinciali sono sostanzialmente. Le federazioni, come nel nostro caso, quindi quello è il riferimento, c'è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sì, che è l'organo sovrano, e poi ci sono gli ordini provinciali. Le federazioni degli ordini regionali
sono nel nostro caso associazioni libere, quindi possono esserci o non esserci, ma non hanno un carattere, sono anche più libere da questo punto di vista, perché l'ordine è organo di magistratura di terzo grado o di secondo grado, mi sembra, no? Quindi dipende direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia. E quindi diciamo che l'interesse e la mission delle federazioni o consulte e via dicendo si possono chiamare è quello di promozione più che di controllo o altre cose, perché è una libera associazione che però sostiene ed è sostenuto a vicenda dagli ordini professionali, nel nostro caso dei 7 ordini provinciali del Veneto. Sì, dicevamo, ingegnere, in apertura di trasmissione che parlare di ingegnere, cioè caspita, con tutte le specializzazioni che ci sono, è difficile anche, come dire, distinguere un ingegnere edile, civile, meccanico, nucleare, aeronautico, insomma c'è una molteplicità di specialità veramente incredibile. Questa è l'orgoglio, diciamo, però è anche la grande difficoltà a tenere assieme tutte queste anime, cioè già io sarei in difficoltà a declinare un po' tutte le... Se poi aggiungiamo che oggigiorno ci sono nuove professioni anche nel campo dell'ingegneria, e l'ingegneria o bene o male copre quasi tutto il quadro della vita civile e sociale, capiamo che è un discorso molto complicato, molto complesso, e con una cosa che naturalmente la velocità dei cambiamenti è molto notevole. Noi siamo forse ancora legati alla figura di quello dell'ingegnere che costruisce ponti, che fa le dighe, che fa il calcolatore, l'impiantista, eccetera. Invece le nuove professioni, quelle che saranno le professioni anche del prossimo futuro, praticamente queste ormai sono ridotte ai minimi termini anche da un punto di vista numerico, mentre le telecomunicazioni, il project management, oppure quelle figure, faccio un esempio ma ne potremo fare parecchie, dell'industria 4.0, che sostanzialmente è un'ibridazione, si va verso questa definizione, che deve essere un ingegnere, chiamiamolo pure un ingegnere, che abbia una solida base di ingegneria, ma per esempio che sia esperto di economia e di giurisprudenza e quindi di leggi. Quindi nel futuro effettivamente ci sarà sempre questa più commistione e integrazione fra diverse professionalità. Oltretutto, inoltre ci sono anche degli specialisti specifici, quindi è veramente complesso anche da un punto di vista, perché le istanze e le esigenze possono essere molto diverse e talune volte anche contrastanti, proprio come nelle famiglie grandi e numerose, come dire. Sì, indubbiamente. Per cui, insomma, lei ci ha anche delineato un po' un quadro che anticipa la risposta a una domanda che volevamo proprio porle, cioè al giorno d'oggi quali sono le figure professionali appunto più richieste anche nel campo dell'ingegneria? Nel campo dell'ingegneria, se guardiamo anche i numeri delle iscrizioni, come dire, all'ingegneria, alla scuola di ingegneria, per esempio una cosa, i gestionali, oppure gli industriali, gli aerospaziali, quindi incominciano a fare numeri veramente notevoli. Quelli dell'informazione, il terzo settore dell'informazione, saranno le professioni chiaramente dell'oggi, perché sono già consolidate, come dire, però sicuramente del domani. La figura dell'ingegnere civile, quale io sono stato, sì, continuerà, ma ormai troverà un suo equilibrio numerico molto basso rispetto ad altre, ed ecco, anche questo è un fatto molto importante, perché l'inerzia che abbiamo tutti noi, anche le istituzioni eccetera, se noi facciamo una piccola indagine vediamo che all'interno degli ordini e via dicendo la maggior parte è ancora dell'ingegneria civile e ambientale che, non so, fa il presidente, questo, l'altro, eccetera, per vari motivi, non per... però
come posso io, dico, o i miei colleghi ingegneri civili, riuscire a capire le novità e le istanze, e quindi questo è anche un appello agli ingegneri del secondo e del terzo settore a prendere in mano la situazione, a prendere in mano in maniera propositiva. No, certo, questo è molto importante, diciamo, è anche un appello, chiamiamolo anche, ci scusi sa il termine, generazionale da questo punto di vista. Sicuramente. Poi naturalmente anche le cose seguono l'evoluzione della società, quindi adesso francamente abbiamo proprio bisogno di ponti, sì, o di infrastrutture eccetera, sempre meno, come dire, cioè abbiamo una dotazione che chiaramente non è mai sufficiente, non è mai, ma c'è il discorso eventualmente della manutenzione, di mantenere e di curare, però se vediamo ormai è proprio nella cultura che abbiamo anche il discorso del paesaggio, dell'ambiente, quindi della sostenibilità, e quindi ecco eventualmente veniamo al discorso del contenimento del consumo di suolo, che magari può darsi poteva essere o può essere. No, un argomento molto interessante, ingegnere, perché lei sa meglio di me che in linea d'aria, a poche decine di chilometri di distanza, c'è questa attività di realizzazione della terza corsia dell'autostrada nel tratto compreso tra Venezia e Trieste, che ovviamente anche quella non può non avere un impatto, insomma, non mi vengano a dire sì, è stato calcolato, è stato valutato, inevitabilmente lo si fa anche, diciamo, per l'umanità, perché insomma quello è un tratto che è estremamente problematico, lo sa meglio di me, soprattutto tra Veneto e Friuli, insomma ci sono anche dei punti in cui gli incidenti avvengono con una frequenza che è preoccupante, per cui inevitabilmente la difficoltà a comprimere il traffico in uno spazio così stretto, insomma ci sono determinate esigenze, come appunto contemplare le esigenze contingenti con quello che è il rispetto appunto per l'ambiente, per il suolo. Sì, qui si aprono parecchi temi, sì, sono anche molto interessanti, e sarebbe opportuno che l'ingegnere, l'architetto, il tecnico che si dedica, il geologo, eccetera, avesse la capacità e la possibilità anche di specificare in maniera semplice la professione, che purtroppo tante volte non è semplice semplificare la complessità, perché poi alla fine è la complessità. No, il discorso dell'ambiente ormai nel governo del territorio, io mi occupo principalmente di urbanistica, e quindi è forse una cosa che conosco un pochino di più delle altre cose. E il governo del territorio ormai si spinge sulla protezione e valorizzazione dell'ambiente, valorizzazione va bene, protezione, cercare e poi chiaramente sul contenimento del consumo. Uno degli aspetti fondamentali è il contenimento del consumo di suolo. Ritorno ad una domanda che avevamo sentito poco fa. La missione della federazione è quella, secondo me, e penso che sarà questo per i prossimi anni, quello di interloquire direttamente in maniera propositiva con la regione, no? Perché purtroppo tante volte, per vari motivi, la regione, sì, le commissioni, il consiglio regionale e via dicendo, la giunta regionale emana o fa anche delle proposte di legge senza avere un interlocutore diretto, ma un interlocutore non una volta, sono interlocuzioni che devono avere anche, no. E questo per vari motivi adesso a me non interessa. No. E quindi questo diventa fondamentale. L'aspetto fondamentale di una federazione come quella degli ingegneri o quella degli architetti è quella di essere presente nel momento, fin dal momento in cui si attiva una certa idea, certa che è un'idea legislativa, eccetera. Per esempio, effettivamente da un po' di anni i passi in avanti ci sono stati, perché prima al politico probabilmente dà sempre un po' fastidio avere i tecnici fra le scatole, mi scusi, perché poi hanno anche voci diverse, e quindi può anche essere fonte di confusione. Però
Quando si riesce a organizzare anche un gruppo, per esempio il Comitato Unificato delle Professioni, cioè un gruppo di professioni che cercano di, magari litigando anche un po' al loro interno, ma di dimostrare, di trovare un nocciolo duro, fornire un contributo. E allora diventa molto molto fattivo e molto interessante. No, sa, lei ci sta parlando di difesa, tutela dell'ambiente. Un politico, per quanto bravo possa essere, deve comunque mettersi di fronte al dato di fatto che esistono delle condizioni per cui un tecnico definisce dei criteri per cui operare, insomma. No, direi che almeno in questi ultimi anni io ho rapporti abbastanza continui sia con le commissioni regionali e anche con qualche esponente della giunta regionale. Vedo che effettivamente sono molto più attenti e ascoltano più l'aspetto tecnico, e lì bisogna fermarsi, perché il tecnico secondo me dovrebbe avere questo compito di dare le sue indicazioni, le sue che non sono la verità, sono quello che in scienza e coscienza sa. E poi però la scelta deve essere politica, perché effettivamente il tecnico, cioè il politico, l'amministrazione è un'altra cosa, insomma. Quindi, e quindi ecco, vorrei ritornare, se mi permette, un attimino sul discorso di questo rapporto che l'ho verificato sul campo, sia la legge, parlo di quello che conosco principalmente, ma potremmo fare anche degli esempi anche su altre tematiche, la legge 14 del 2017 regionale e la legge stranamente 14, lo stesso numero del 2019, quindi di pochi giorni fa. Sì. La legge 14 del 2017 è frutto di un percorso abbastanza lungo ed è appunto quella sul contenimento del consumo di suolo. No? Sì. Ed è una legge molto importante, perché è una legge dove quasi tutte le professioni hanno sentito l'obbligo, non solo le professioni ma anche altre associazioni, fortunatamente si sono fuse per una volta in un unico tavolo, 20 associazioni, far dialogare 20 associazioni non è semplice. No. Ed effettivamente questo è stato un elemento fondamentale, perché abbiamo messo giù come tavolo di Urban Meta, poi si è dato il nome di Urban Meta a questo tavolo, Università di Padova, di Venezia, Confindustria, mi è caduto il tavolo. Guardi, se lo vuole recuperare, sì, guardi, se lo appoggi, guardi, se lo appoggi all'asola. Queste associazioni hanno messo giù una bozza, come dire, di legge sul contenimento del consumo del suolo, che è uno degli aspetti fondamentali ormai, ed è stato abbastanza recepito, è stato il modo di interloquire con la Regione in maniera diretta e molto franca, come dire. Il risultato è appunto la legge 14 del 2017. Sulla scorta di quella esperienza, adesso entriamo magari in un tecnicismo, c'è il piano casa, abbiamo sentito ne abbiamo anche parlato, dal 2009 in poi, anche quello nasce con la legge 14, c'è questo numero 14 che ci insegue dappertutto, no? E infatti una volta ho chiesto al presidente della commissione, ho detto: ma fate apposta, aspettate perché, e mi ha detto: no, guardi, è del tutto casuale. Quindi. Però è incredibile, insomma, che sia sempre 14, 14, 14. Ecco, la legge invece di pochi 2019, giorni fa, siccome il piano casa è stato prorogato per 2 volte, scadeva il 31 di marzo di quest'anno, e quindi la Regione, la Giunta regionale, ha deciso di non prorogare più la legge del cosiddetto piano casa e di rimpolparla enormemente. Infatti, se a qualcuno parliamo, soprattutto al Presidente Calzavara della seconda commissione, si metterà a ridere, che questa è la stabilizzazione del piano casa o il nuovo piano casa, si arrabbia. Non avrà. Si arrabbia perché ed ha anche abbastanza ragione, perché
il piano casa è nato con un certo obiettivo. Questo effettivamente che è una legge, ed era una legge a termine, questa che è una legge invece ordinaria, ha una seconda parte, ha dei contenuti un po' difficoltosi eccetera, riprende chiaramente quel discorso, quindi produce, perché secondo i regionali si sono accorti che ha avuto un effetto benefico anche da un punto di vista di incentivazione economica, però c'è una parte molto molto importante che chiaramente non esisteva prima sul discorso dei crediti edilizi, cioè un discorso che adesso io posso solo accennarlo così, ma magari un'altra volta insomma, penso potremo... che interessi anche al nostro pubblico. Sì. E il credito edilizio è un qualcosa che in altre situazioni europee e internazionali è stato adottato in urbanistica moltissimo, in Italia purtroppo fa fatica, cioè come dire, se si ha un qualcosa che non è rispettoso dell'ambiente, via, per vari motivi, ti proponiamo di demolirlo e in compenso alla demolizione ti dà un credito o volumetrico o via via. Questo è una cosa... Anche un incentivo, sì. Sì, è un incentivo che deve essere, lì purtroppo bisognerebbe anche creare nella valutazione dei bonus, come dire, per invogliare un pochino di più. Quindi questa legge nuova, la 14 del 2019, oltre diciamo a stabilizzare, a dare una procedura al vecchio piano casa, punta giustamente in questa nuova parte per cercare di specificare meglio e di attuare nel concreto la procedura del credito edilizio. Ingegnere, noi vorremmo... Scusi se mi sono dilungato. Scherziamo, ha fatto benissimo, è stato anzi molto interessante anche questo credito edilizio, insomma, di cui magari non è che si parli molto, anche perché forse mancano quegli incentivi che lei stesso sottolineava. Cioè spiegare al cittadino come mai si continua a parlare di tutela del suolo e purtroppo ci sono soprattutto le grandi strutture commerciali che ti piazzano il capannone che improvvisamente come dal nulla sorge. Adesso io le porto un esempio pratico, diciamo all'uscita di un certo casello autostradale in Veneto hanno appena impiantato un nuovo capannone di una struttura commerciale. In città a Padova sta per sorgere un'altra struttura commerciale con un nuovo capannone. Qualche anno fa un governatore del Veneto disse mai più capannoni e purtroppo ce ne sono tanti dismessi ma ce ne sono anche tanti nuovi che arrivano. Allora, qui la verità non ci stanno mai, no. Però voglio dire questo è una tendenza, cioè è da decina d'anni che io studio grosso modo, propongo, cerco di capire un po' le nuove porte metropolitane. Allora noi dobbiamo anche pensare che noi viviamo in un contesto che non è più quello che è in forte evoluzione e che ha anche una continuità, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo figli dei Romani e figli della Repubblica Veneta e quindi lo sprawl, il diffusismo e il diffuso non è una cosa che abbiamo inventato noi, è nei nostri geni grosso modo, quindi solo che una volta lo facevano magari con maggiore attenzione, eccetera, e adesso dobbiamo recuperare quella attenzione. E allora ritorno al discorso non dobbiamo stupirci che attorno ai caselli universitari ci siano i grandi capannoni, i centri commerciali, perché questo sta nella pratica dell'urbanistica e per certi aspetti, se pensiamo, per fortuna, perché almeno normalmente attorno ai grandi caselli autostradali dovrebbero sorgere quelle parti della città che dovrebbero essere le nuove porte della città. Questo ormai è assodato anche a livello internazionale. Mentre una volta cinta murata, la porta, passo, adesso la porta cos'è? Dov'è l'urbano e l'extraurbano? La differenza tra la città e la campagna non esiste più. Quindi bisogna reinventarsi queste cose e tutto sommato
ha una sua logica anche dal punto di vista disciplinare, che queste grandi strutture, invece di continuare a disperderle in giro per il territorio con inquinamenti vari, è meglio... Dopo possono piacere o non piacere, questo naturalmente qui subentra una valutazione anche di ordine di struttura organizzativa del commercio, perché sappiamo che i centri commerciali, però lì si sta orientando verso le specializzazioni, perché c'era un periodo anche che si diceva che questi centri commerciali fanno morire tutti i piccoli negozi, e tanti ne sono morti, però alcuni si sono trasformati in cose particolari, e poi non è detto che tutti vadano ai centri commerciali, no, perché... è vero, è vero. Però è un tema abbastanza complicato, complesso. Sì, fa parte di un discorso evolutivo complessivo, sì, effettivamente, per cui insomma, non dobbiamo neanche sorprenderci, o meglio scandalizzarci, insomma, in questo senso. Le cose appunto che insomma, le chiedevo e a cui lei insomma, ha già risposto, l'importanza appunto del vostro dialogo con la Regione, nei termini in cui anche queste leggi hanno posto delle basi importanti perché il vostro dialogo proseguisse in maniera costruttiva. Lei giustamente ha detto un dialogo che non sia il dialogo di una occasione o di una situazione, ma che possa diciamo, protrarsi nel tempo, cioè assumere un carattere di continuità, perché insomma deve esistere una collaborazione che è continuata anche per insomma, pianificare quella che è la gestione del territorio. Cioè esistono le condizioni perché questo avvenga, questo avviene già? Cioè com'è la situazione in merito? Diciamo che dobbiamo sicuramente migliorare, ma avviene e questo anche dal mio osservatorio nazionale più o meno avviene anche in alcune altre regioni, non dappertutto. Cioè ci siamo resi conto come categoria che il livello regionale è importante, anzi è fondamentale, anzi è quasi il primo in alla graduatoria, e quindi le federazioni e le consunte, pur non avendo questa diciamo target istituzionale, non importa, l'importante è che siano riconosciute, e quindi a livello nazionale le regioni più, dopo si sa che ci sono le regioni più attive, quelle meno attive eccetera, però quelle più attive si sono come dire livellate a livello regionale, nel senso che è inutile disperdersi su altre cose eccetera, ma l'unica cosa che serve, l'unico contributo che serve a noi come categoria e anche alla società è quella di dialogare direttamente con le varie componenti regionali, a tal punto che per esempio la nostra federazione è organizzata in gruppi di lavoro che grosso modo cercano di prendere il nome dei vari assessorati, come dire, in modo da... Giustissimo. E questo dà i frutti, magari non li vedi chiaramente subito, però faccio un esempio, noi abbiamo un gruppo ben affiatato ormai di gruppo di protezione civile per le emergenze, e adesso stiamo cercando di capire, noi abbiamo da un anno e mezzo steso un protocollo di intesa con la Regione, quindi con l'assessorato della protezione civile. Manca solo la formalizzazione, ma voglio dire, sono quei rapporti, quei protocolli di intesa che poi semplificano anche, e l'obiettivo qual è? Quello di dare un contributo tecnico nostro anche purtroppo nel momento dell'emergenza diretta. Sì, appunto, diciamo il vostro ruolo in questo senso è diventato cruciale, soprattutto da alcuni anni a questa parte, e ingegnere, ci scusi, oltretutto avete anche un interlocutore ideale, perché Gianpaolo Bottacin, l'assessore regionale alla protezione civile, è un ingegnere, insomma, per cui parlate la stessa lingua anche da quel punto di vista, quindi crediamo che sia un modo per facilitare il dialogo, ma anche insomma, il sistema di denominare i vari gruppi di lavoro con l'assessorato di riferimento, insomma un modo per semplificare il lavoro. Caspita, viviamo in un paese in cui è tutto complicato, ma noi cerchiamo di
agevolare un po' quello che possiamo fare a livello istituzionale e di categorie professionali. Ingegnere, non sembra vero, ma mezz'ora è praticamente volata. Noi la ringraziamo molto, è stato interessante proprio anche come ci ha descritto anche il ruolo che avete e che potrete avere anche in una prospettiva non troppo futura. Per cui noi ringraziamo Pasqualino Boschetto, Presidente del Consiglio Direttivo del FOIV, che è la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Le auguriamo buon lavoro e a risentirci magari in occasione di situazioni in cui la vostra consulenza diventi importante. Grazie. Grazie a voi. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui, vi rimanda ai prossimi appuntamenti e soprattutto ai momenti informativi durante la giornata con TG7 Nord-Est. Buona giornata e arrivederci.